Il bilancio che abbiamo presentato oggi in realtà è un rapporto flash dei nostri dati del 2021 rispetto al 2020. C'è stata una crescita in volume interessante, ma una crescita in valore ancora più forte. Questo ci fa capire che la nostra denominazione ha lavorato duramente negli aspetti della sostenibilità, del riconoscimento di una viticoltura eroica, di quello che sono le caratteristiche di una comunità intera che ha portato il successo del nostro vino, ma ancora di più un riconoscimento delle colline, delle meravigliose colline come patrimonio dell'umanità, che oggi sicuramente è un valore intrinseco all'interno della nostra bottiglia. Quindi il valore oggi di un vino che si sta affermando sempre di più sui mercati nazionali ed internazionali con grande personalità ed importanza, e una sfida nel futuro di mantenere e di migliorare le nostre performance. Sicuramente la resilienza dei nostri produttori, della nostra comunità, comunque di tutti coloro che lavorano sul nostro territorio è stata davvero esemplare, e diciamo che questa denominazione è anche stata in grado di comunque essere versatile, di cambiare immediatamente i propri obiettivi per essere adattabile agli obiettivi della situazione. Quindi ha saputo comunque migliorare le proprie performance sui mercati, ma non solo, a migliorare anche e cambiare canali di distribuzione, come ad esempio l'e-commerce, che diciamo prima della pandemia era davvero un canale poco utilizzato, e che oggi invece ha una crescita del 50%. Si respira un'aria nuova nel territorio, c'è una previsione di arrivo di turisti che arriverà a 1.200.000 presenze al 10° anno contro le 200.000 di oggi. C'è un'aspettativa paurosa a livello internazionale rispetto alle visite, rispetto al prodotto. Diciamo che siamo riusciti a mettere in piedi un sistema nel quale la promozione del prodotto del territorio ha avuto la sua sublimazione. Io spero che a livello comunitario si blocchi questa immonda vergogna di vedere che qualcuno presenta dossier per avere il riconoscimento di nomi che sono simili ad altri prodotti che sono già iper tutelati. Prosecco è tutelato con un mio decreto accettato dall'Europa del 2009, quindi è un uso esclusivo. Quel paese, oltre a chiamarsi Prosecco, si chiamava anche Prosec, quindi se non mollano direi che la strategia nuova deve essere questa: denunciarli perché stanno usando il nostro nome. Sì, allora è corretto, dal momento che non possiamo pensare di poter aumentare i numeri di bottiglie, ovviamente dobbiamo cercare di dare sempre più valore a questa nostra produzione, anche perché sinceramente tutti questi anni sono andati un po' in questa direzione. Adesso è il momento di tesorizzare tutte queste attività. Il primo valore che dovrà essere riconfermato è la sostenibilità, dove abbiamo cercato adesso di dare anche un contenuto in termini di ettari certificati, 33% ad oggi, ma già superiore al 40% alla fine dell'anno. Un dato sicuro: 72 nuove aziende hanno chiesto di poter certificare totalmente la loro produzione. Seconda cosa, cercare sempre di più di far rispettare quello che è il protocollo di produzione. È rispettato al 99%, vogliamo essere sicuri che tutti lo rispettino, e quindi mi riferisco soprattutto anche al divieto dell'utilizzo del glifosate. E poi ancora con gli altri progetti che stanno partendo adesso, ma che hanno bisogno di 2 o 3 anni di rodaggio, di osservazioni anche scientifiche, che sono: il primo, eliminare l'azoto chimico dei nostri vigneti; secondo, eliminare le plastiche; terzo, capire se le nuove varietà resistenti di glera si adattano al nostro ambiente e se possono quindi essere utilizzate per le aree più sensibili. Dopo il convegno che c'è stato qui oggi al Vinitaly, direi che emerge un territorio, il nostro, delle colline UNESCO, sempre più in crescita, ma è una crescita non solo perché ci saranno numerosi turisti che verranno a trovarci, ma è proprio una crescita della qualità del vivere le nostre colline. Quindi un merito va ai nostri produttori, che sempre con più attenzione stanno dedicando quella che è una voglia di far crescere sia il nostro prodotto di qualità, ma anche il nostro territorio. Quindi un'attenzione all'ambiente, un'attenzione a come si pratica la cultura e come si produce questo vino. Quindi abbiamo delle sfide da qui in avanti che ci troveranno a impegnare tutti quanti noi, istituzioni, aziende, cittadini che vivono il territorio. Quindi una sfida per tutti, per far sì che il nostro paesaggio, le nostre colline siano ben rappresentate per chi ci verrà a visitare.